Un anello che va oltre l'interesse escursionistico. Il Meatte possiamo considerarlo un capolavoro ingegneristico del genio militare, che trasforma questo trekking in un vero appuntamento con la storia. Benvenuti sul massiccio del Grappa. Si parte da San Liberale e quindi dalla valle omonima. Il giusto segnavia da seguire è il numero 151 in direzione Pian della Bala. Su questa ex mulattiera militare parte di per sé già molto deciso, ma questo non è nulla a quello che mi aspetterà più avanti. Andiamo. Al primo bivio di giornata ho mantenuto la mia sinistra, seguendo sempre le chiare indicazioni per il segnavia numero 151 in direzione Pian della Bala. Questo snodo comunque sarà quello che nel pomeriggio, in cui vi ritornerò per chiudere il mio anello escursionistico. C'è da dire che ora sto attraversando questo piacevole bosco in cui, almeno a queste altitudini, la primavera è già arrivata. Si fa anche più cattivo comunque il sentiero, perché adesso sale in maniera molto più decisa. Se la montagna non va a Maometto, è Maometto che va alla montagna. Proverbi e battute a parte, le Dolomiti oggi sono poco agibili, quindi questo si trasforma per me in un'opportunità per rendere un tributo alla storia, alla mia regione d'appartenenza, il Veneto, e un omaggio a tutti i caduti che qui per la patria vi hanno combattuto. Il 151 sale sempre costante e non fa sconti, ed è l'unico modo per uscire dal buio e vedere la luce. Luce che durante la Grande Guerra pochi soldati alla fine sono riusciti ad intravedere. Man mano che mi alzo di quota, il bosco inizia a diradarsi. Questo mi permette di apprezzare le prime vere aperture panoramiche su tutta la pianura padana. Qualora ci fosse anche un bel cielo terso, si potrebbe ammirare anche la laguna di Venezia. Comunque sia, questo non è un sentiero nato per caso, ma come dicevo poc'anzi era un sentiero che è nato per approvvigionare il Regio Esercito sulle linee avanzate, quindi per portare
i rifornimenti a chi combatteva qua in cresta. Dopo la disfatta di Caporetto, il Grappa era diventato il nuovo confine. Qualora l'esercito austro-ungarico fosse nuovamente avanzato, sarebbe cambiato non solo il destino dell'Italia, ma probabilmente quello di tutti noi. Avrebbe invaso quindi la pianura fino a raggiungere Venezia. Battaglie che dopo e guerre che dopo oltre 100 anni di storia non è cambiato nulla, perché a quanto pare la storia nella testa di tante persone, nella vidità, non è cambiata per nulla. Peccato. E oltre all'interesse storico, questa è una zona anche di indubbio interesse naturalistico e faunistico. Qui non è improbabile trovare dei branchi di camosci o qualche camoscio lungo il percorso, come quello che mi trovo io di fronte ora, nella posizione più impensabile. Straordinario. Dopo circa 2 ore, 800 metri di dislivello positivo, racchiusi però in poco più di 4 km, raggiungo il mio primo obiettivo di giornata, il Pian della Bala. Se giù comunque ho trovato la primavera, qua su trovo l'inverno e nel frattempo sta cadendo anche qualche fiocco di neve. Dopo aver risalito la Val dell'Astego e raggiunto quindi il Pian della Bala, scelgo di seguire il segnavia numero 152, ovvero il Sentiero delle Meatte, questo capolavoro ingegneristico del genio militare durante la Grande Guerra. Ci sarebbe comunque l'interessante possibilità di salire fino al Sacrario militare e quindi anche fino a Cima Grappa. Potrà sembrare strano, ma almeno secondo il mio personale punto di vista, definire questo sentiero un'opera d'arte è alquanto riduttivo. Questa è una ferita nella montagna, nella roccia, che dopo oltre 100 anni non si è ancora cicatrizzata e molto probabilmente mai lo farà.
Mentre attraverso queste gallerie il mio pensiero va a chi ha scavato in condizioni impossibili nella roccia. Io oggi cerco il panorama, cerco di staccare la spina dopo una settimana di lavoro. Loro cercavano disperatamente di salvarsi e questo mi fa sentire piccolo, ci fa sentire piccoli di fronte non solo alla montagna, ma all'impresa eroica. Per dare invece qualche nozione puramente tecnica, possiamo definire questo un sentiero esposto ma sempre sufficientemente largo, quindi mai pericoloso. Ovviamente durante la stagione invernale è da monitorare e da percorrere solo in caso che non sia ghiacciato. E quello che vedete, signori, sopra la mia testa è il ponte della ferrata Sas-Brusai, quindi chi fosse alla ricerca di un'alternativa più adrenalinica, c'è anche questa stuzzicante possibilità. Si dovrebbe intravedere anche la laguna di Venezia, ma non per oggi. Io dico che va bene lo stesso. Buon appetito, signori! Basta guardarsi attorno per scoprire che ogni roccia nasconde una galleria. Nel frattempo, ecco comparire anche il sacrario militare su cima a Grappa. Mi rimetto quindi nuovamente in marcia e seguo le indicazioni per il 153 in direzione San Liberale. Do inizio quindi alla mia seconda parte dell'escursione. Ci sarebbe comunque l'opzione per salire fino a Cima della Mandria ed allungare quindi fino a Malga Vedetta. Durante la discesa si può ammirare tutto il sentiero delle meate che ho percorso in precedenza con il ponte della ferrata Sas-Brusai. È questo comunque un sentiero totalmente in discesa, quindi il dislivello per oggi è finito. È leggermente esposto, ma anche questo sufficientemente largo. E almeno fino ad ora è molto panoramico, direi anche molto wild. Oppala, è qualcosa di strepitoso qui. Gallerie anche sul sentiero numero 153 che rendono, insieme a queste
leggere velature, il tutto maggiormente suggestivo. Piano piano sto scendendo di quota attraverso questo sentiero che è diventato praticamente una serpentina boschiva, accompagnato dal silenzio più totale. Inutile dirlo che anche questo luogo mi offre grandissimi spunti di riflessione. Se io oggi sto camminando in totale libertà, lo devo a chi su queste cinge ha dato tutto e ha combattuto. Quello che mi sto portando a casa oggi non è solo un bellissimo trekking, ma è una lezione di storia, una vera lezione di vita. Mi ricongiungo quindi al bivio di questa mattina, dove concludo qui il mio anello escursionistico, dopo aver fatto una breve deviazione sulla mia sinistra verso il Bus de Refos, che è praticamente una bellissima gola di origine carsica. Arriviamo quindi alle considerazioni finali. Questo è un trekking che si compone di 900 metri di dislivello positivo, quasi interamente racchiusi nella prima parte, quindi quella che da San Liberale conduce fino al Pian della Bala, quindi il sentiero numero 151. Si può comunque ridurre notevolmente il dislivello partendo appunto da quest'ultimo posto. Il mio consiglio che vi do è quello di intraprendere il trekking nel senso orario che ho fatto io. Le vostre ginocchia vi ringrazieranno. Di consultare il meteo, perché siamo a ridosso della pianura e quindi in caso di nebbia, foschia, velature potrebbero non rendere giustizia a questo bellissimo trekking. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, di avermi accompagnato in questa mia prima escursione primaverile, e se come sempre vi è piaciuto io vi do appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto!